Oggi ci tuffiamo in una storia affascinante, quella di una mela un po' speciale, la mela zeuca, o forse dovremmo chiamarla seuca. Vedremo. Abbiamo un bel po' di materiale, schede tecniche dell'ERSA FVG, vecchi articoli, database di prodotti tipici. L'obiettivo è capire bene questa mela autoctona del Friuli Venezia Giulia, proprio dalle valli del Natisone. Vogliamo scoprire le sue caratteristiche, la sua storia, insomma, perché è ancora rilevante. Pronti? Prontissimo! E partiamo proprio dalle origini. Hai detto bene, Valli del Natisone. Precisamente sembra che la culla sia la frazione di Seuzza, nel comune di San Leonardo. Ecco perché lì la chiamano Seuca, è il nome diciamo del cuore. Ah, ecco svelato l'arcano dei due nomi. Seuca locale, zeuca più, come dire, ufficiale. Esatto. Zauca è quello che trovi più spesso nei documenti, nelle schede, ma l'origine è Seuzza. Pensa che c'è un riferimento del 1909 che la descrive come originaria della Slavia italiana, cioè quella zona lì. E addirittura fu consultato il professor Valvassori di Firenze, un nome importante della pomologia, che confermò: sì, è una varietà se probabilmente nata lì per caso. Caspita, nata per caso e poi diventata una protagonista. Ho letto una cosa incredibile. Alla fine dell'Ottocento pare rappresentasse i 2/3 della produzione di mele nel mandamento di Cividale. 2/3, sì. Parliamo di cifre enormi per l'epoca, tipo 2000 tonnellate all'anno. Quell'area era un centro frutticolo pazzesco. Immagino. Poi però, come spesso accade, Poi sono arrivate le varietà da fuori, più standardizzate forse, e la sua coltivazione è calata. Però attenzione, è rimasta comunque la varietà locale più diffusa in Friuli, non è scomparsa. E com'è questa mela? Descriviamola un po'. L'albero, il frutto. Allora, l'albero ha un vigore medio-alto. Tende ad avere una chioma, diciamo, semiaperta, non compatta. Il frutto, è di pezzatura media, sui 140 grammi, calibro 70-80 mm. Medio, quindi non una mela gigante secondo gli standard di oggi. Forse questo è un limite commerciale. Potrebbe esserlo, sì. La pezzatura è uno dei punti deboli per certi mercati. E la forma è molto sua. Appiattito globosa o medio-conico globosa, spesso un po' asimmetrica. Non è la mela perfettamente tonda. E la buccia. Ho letto che è una caratteristica particolare. Esatto, la buccia è interessante. Il colore di fondo è verde-giallo. Poi c'è un sovracolore rosso, più o meno esteso, a volte quasi totale. Ma la cosa distintiva è che è cerosa, quasi untuosa al tatto. Untuosa? Sembra strano per una mela. Sì, ma è fondamentale. Questa cerosità naturale la protegge e le permette di conservarsi a lungo, molto a lungo. Poi ha lenticelle piccole, a volte un po' di rugginosità. Dentro la polpa è bianco-crema, di tessutura media. Non spacca i denti, ma nemmeno è molle, diciamo medio fondente. È succosa. E il sapore? Il sapore viene definito discreto. Ha un buon equilibrio, dolcezza sui 13 gradi Brix, ma anche una bella acidità, circa 4,2 grammi di acido malico. Non è stucchevole. Si raccoglie piuttosto tardi, nella seconda metà di ottobre. Questa cosa della conservazione grazie alla buccia untuosa è notevole. Era forse questo il suo asso nella manica, in passato? Prima dei frigo? Molto probabile. La conservabilità era un pregio enorme. E pensa a come si coltivava. Tradizionalmente erano alberi sparsi, magari ai bordi dei prati, in forme libere, naturali, spesso senza nessun trattamento antiparassitario. Anzi, le fonti storiche dicono che le mele migliori, più saporite e che si conservavano di più, venivano proprio dalle piante coltivate su prato stabile. La raccolta era manuale, ovvio, con ceste e secchi, una cernita veloce e poi via al mercato locale. E si mangiava solo fresca? No, ottima fresca ma anche cotta. Pensa all'uso con gli arrosti, un classico. Però c'è un aspetto che mi ha davvero colpita, quasi leggendario. La sua resistenza alle malattie. Ah sì, quella è una storia nella storia. La fonte del 1909 è chiarissima. La descrive come resistente alla ticchiolatura, il fungo che macchia tutto, e anche al verme della mela, la Carpocapsa. Era considerata una mela rustica quasi, invincibile. Era? E oggi invece? Oggi purtroppo la musica è cambiata, è diventata suscettibile, sia alla ticchiolatura, sia all'oidio, quella muffa bianca, eppure alla Carpocapsa. Ma davvero? Un cambiamento così drastico?
Come mai? E bella domanda. L'ipotesi più forte lega questo cambiamento ai mutamenti ambientali profondi delle valli del Natisone. C'è stato un forte aumento della superficie boschiva a scapito dei prati e dei pascoli. E questo cosa c'entra? Potrebbe aver cambiato il microclima. Più umidità, meno circolazione d'aria in certe zone, alterando vecchi equilibri ecologici. Forse questo ha favorito i patogeni o indebolito una resistenza intrinseca della pianta, chissà. Fatto sta che oggi la Seuca ha bisogno delle stesse cure delle altre mele, trattamenti standard. Capisco. Quindi, tirando un po' le fila, l'ERSA, l'agenzia regionale, come la giudica oggi? La considera comunque una varietà interessante, ha una produttività discreta, caratteristiche qualitative apprezzabili, anche se limitata un po' dalla pezzatura. Ma al di là della produttività, qual è il suo significato? Beh, il suo valore è enorme. È un patrimonio agricolo, certo, ma anche culturale. È una testimone della storia di quel territorio, il Friuli, le valli. Rappresenta la biodiversità agricola da salvaguardare. Dunque, riassumendo, mela zeuca o seuca, autoctona del Friuli, valli del Natisone. Una storia ricca, un tempo dominante, caratteristiche uniche, forma un po' irregolare, buccia untuosa che aiuta la conservazione e poi questa incredibile evoluzione sulla resistenza alle malattie. Esattamente. Da quasi immune a suscettibile come le altre. È un simbolo potente, anche di come cambiano le cose, l'ambiente, l'agricoltura. E questo ci porta a una riflessione finale, forse un po' provocatoria. Se oggi la Seuca, per coltivarla, richiede più o meno le stesse attenzioni e trattamenti di una mela moderna, e considerando la sua storia quasi mitica di resistenza naturale, documentata oltre un secolo fa, qual è oggi il suo vero valore aggiunto, al di là dell'importanza fondamentale di conservare la biodiversità e il legame con la tradizione? C'è qualcos'altro che la rende speciale oggi, sul campo o sulla tavola? Una domanda che lasciamo aperta.